Buonasera da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Lampedusa si addormenta e scivola in mare durante una traversata. È un ivoriano l'ultima vittima migrante. Fermati 2 scafisti egiziani accusati della morte di 10 profughi nella traversata del 17 giugno. Intanto proseguono gli sbarchi. Palazzolo a Creide, sono accusate di omicidio colposo le 9 persone indagate per la morte del piccolo Vincenzo. Tra loro anche l'educatrice che ha tentato di salvarlo calandosi nel pozzo. La madre dice: non avrò pace. La crisi idrica mette in ginocchio anche Trapani. Domani stop all'erogazione dell'acqua per consentire l'approvvigionamento. La ripresa della distribuzione avverrà per zone. Brucia da ore un'ampia area boschiva a Salemi, nel Trapanese. Il grande caldo non facilita il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco, reso necessario l'intervento di elicotteri della Forestale. Sicilia al caldo e il mare diventa il principale sollievo. Ad Aci Castello nel Catanese, una corsia protetta per nuotare in sicurezza. Alleati per affrontare la calura, frutta e verdura. I consigli della nutrizionista al nostro TG. Tutti in pista per la grande festa sotto il Castello Orsino a Catania. C'è aria di bis per la serata dedicata alla disco music con i DJ catanesi più conosciuti dell'epoca. Calciomercato, domani partenza ufficiale, ma le società sono già al lavoro da tempo. Assegno alcuni colpi per Catania e Trapani. Bentrovati, una nuova tragedia della migrazione. Un profugo ivoriano si è addormentato sul ciglio del gommone della Speranza durante una traversata ed è scivolato in mare, morendo annegato. Nelle ultime ore poi 2 scafisti egiziani sbarcati a Lampedusa sono stati arrestati per avere causato la morte per asfissia di 10 migranti nella traversata del 17 giugno, mentre proseguono gli sbarchi sull'isola. Emanuela Corsi. Si è addormentato sul ciglio del gommone ed è caduto in acqua annegando. Sarebbe questa la ricostruzione della morte di un ivoriano fatta da 47 migranti partiti dalla Libia e sbarcati a Lampedusa, che sono stati ascoltati dai poliziotti della squadra mobile della questura di Agrigento. Secondo i racconti, chi guidava il gommone, sentendo le urla, ha arrestato la marcia ed è tornato indietro cercando di recuperare l'uomo, che però non è stato individuato anche a causa del buio. L'ivoriano non indossava il giubbotto di salvataggio e non sapeva nuotare, come la maggior parte delle persone che affrontano queste traversate. Nessun migrante si è tuffato in acqua per cercarlo e lo scafista dopo un po' ha ripreso la navigazione verso Lampedusa. I 47 hanno anche riferito di aver pagato $1.000 a testa per il viaggio, cifre che spesso salgono vertiginosamente, come nel caso di altri 38 migranti originari di Egitto, Bangladesh e Siria sbarcati nelle ultime ore, dopo essere stati soccorsi da una motovedetta della Guardia di Finanza, che hanno raccontato di aver sborsato ben $4.000 per un viaggio della Speranza a bordo di barchini e imbarcazioni in pessime condizioni che diventano delle vere e proprie trappole mortali. Sempre nelle ultime ore 2 egiziani sbarcati a Lampedusa lo scorso 17 giugno sono stati arrestati per aver causato la morte per asfissia di 10 migranti. I 2 scafisti hanno guidato un'imbarcazione in pessimo stato dalla Libia verso l'Italia. E ci sono 9 persone indagate per la tragedia di Palazzolo a Creide, che ha visto la morte del piccolo Vincenzo a soli 10 anni, caduto all'interno di un pozzo artesiano. Tra l'altro il piccolo è precipitato in una situazione che è ancora tutta da chiarire. La mamma del bambino continua a scrivere i suoi post anche sui social dicendo: grazie a tutti, ma io non avrò pace. Sentiamo Luca Ciliberti. Tanti dubbi da chiarire e per questo gli investigatori prendono tempo. Il pozzo, la botola, la sicurezza e il ruolo degli organizzatori. Al momento sono 9 gli indagati per la tragedia di giovedì scorso in una fattoria didattica a Palazzolo Creide, nel Siracusano, dove un bambino di 10 anni che stava partecipando a un grest estivo organizzato da una onlus locale ha perso la vita cadendo in un pozzo di 15 metri. Oltre al proprietario del terreno su cui è stato realizzato il pozzo, che è anche il presidente dell'associazione che gestiva il campo, gli 8 accompagnatori del gruppo, tra i partecipanti anche alcuni disabili.
Mentre gli educatori seguivano i piccoli disabili, una volontaria di 54 anni avrebbe dovuto seguire i piccoli normodotati. Tra questi Vincenzo Lantieri, che frequentava la 4ª classe dell'Istituto Comprensivo Judica di Palazzolo. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, la gita stava per concludersi poco prima delle 13, mentre tutti stavano salendo sul pulmino che li avrebbe riaccompagnati in sede. Vincenzo si sarebbe allontanato salendo sulla copertura in lamiera del pozzo e saltandoci su. Il peso del corpo avrebbe fatto saltare il chiavistello e la botola si sarebbe aperta facendo precipitare il piccolo. L'autopsia, che presumibilmente sarà eseguita a metà settimana, dirà se il piccolo è morto annegato. Nei giorni scorsi un testimone aveva riferito che il bambino, dopo essere caduto, aveva chiesto aiuto, ma gli inquirenti non confermano il racconto e ritengono che possa essere morto sul colpo. Per tutti gli indagati l'accusa è di omicidio colposo. Si stanno verificando eventuali distrazioni, mancanze o responsabilità di chi avrebbe dovuto seguire e sorvegliare i ragazzini. Eppure la fondazione che ha organizzato la gita non è nuova ad attività di questo genere. Il GRES estivo infatti nel programma prevede da sempre delle gite fuori porta e delle escursioni. Il paese intanto è raccolto nel lutto. Ieri sono saltati i festeggiamenti per il santo patrono. La comunità ha preferito chiudersi nelle riflessioni e nel silenzio. Voltiamo pagina e torniamo ad occuparci della crisi idrica che sta mettendo in ginocchio la Sicilia. Adesso è Trapani che da domani comincerà ad avere dei problemi, i cittadini cominceranno ad avere dei problemi perché il sindaco ha deciso di cambiare i turni della distribuzione dell'acqua. Domani rubinetti a secco in città per consentire l'accumulo e poi la ridistribuzione, che però non avverrà in tutta la città ma avverrà per zone. Ci spiega meglio tutto Laura Spanò. L'emergenza idrica in tutta la Sicilia sta creando gravi criticità anche nel trapanese e nel capoluogo. Per questo il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, ha predisposto il cambio della turnazione d'acqua. Sicilacque dice da mesi non assicura dotazioni idriche a Trapani, che lo scorso anno arrivavano quasi a 100 litri al secondo. Oggi la città deve provare ad essere autosufficiente rispetto anche al calo delle sorgenti e a garantire l'approvvigionamento al comune di Misiliscemi, ai vigili del fuoco, aeronautica, esercito, capitaneria e a tutti gli enti uffici centrali della pubblica amministrazione. A questo bisogna anche aggiungere il raddoppio della popolazione estiva legato ai flussi turistici e alle criticità strutturali che insistono nel centro storico con abitazioni, molte delle quali trasformate in B&B, prive di sufficienti contenitori di accumulo e dipendenti dall'erogazione seppur a giorno alterni. Nelle more di un potenziamento delle azioni di prelievo dei pozzi comunali è stata così decisa la modifica delle turnazioni di distribuzione a Trapani. Domani 1 luglio non verrà distribuita acqua per consentire un accumulo sufficiente a garantire l'approvvigionamento e il 2 luglio a tutte le utenze del centro storico e a seguire, previa però verifica, il 3 luglio su Trapani Nuova. In base agli arrivi dal Bresciano, dove si sta intervenendo sul ripristino di altri 5 pozzi, martedì l'utenza sarà informata sulla distribuzione nella zona Trapani Nuova. E intanto nella zona del porto, nell'abitazione di Viale Regina Elena, i residenti stanchi di convivere con la cronica carenza idrica hanno manifestato la volontà di presentare un esposto denuncia contro il sindaco Tranchida per interruzione di pubblico servizio. Si tratta di turisti che trascorrono le vacanze estive in città dove hanno le loro case di proprietà e devono però ricorrere da giorni alle autobotti private per rifornirsi di acqua. E adesso gli incendi, vi abbiamo detto in apertura, continua a bruciare da ore un bosco in contrada Bagnitelli a Salemi. Siamo nel Trapanese, ecco le immagini. L'area coinvolta dalle fiamme è 4 ettari, ma al momento non è a rischio nessuna abitazione. Per spegnere l'incendio sul posto stanno lavorando diverse squadre del servizio forestale regionale, dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelvetrano e quelli volontari di Salemi e Trapani. In alcune zone difficili da raggiungere con i mezzi di terra stanno operando 2 elicotteri della forestale, ma gli incendi in Sicilia non si limitano assolutamente a questo, perché sono ben 12 gli incendi registrati oggi in Sicilia, in cui sono stati impegnati i vigili del fuoco, i forestali e i volontari della protezione civile regionale. 3 sono divampati appunto in provincia di Trapani, di uno diciamo vi abbiamo mostrato appena adesso le immagini, 2 a Caltanissetta, 2 a Siracusa, 1 a Catania, a Ragusa, Agrigento, Messina ed Enna. In tutti gli interventi sono ancora in atto.
Andiamo a Catania perché passiamo dal fuoco, dalle fiamme, dal rischio incendi a un altro problema del momento, che è quello dell'emergenza rifiuti. E sul monito del sindaco Trantino al rispetto delle regole sul conferimento dei rifiuti, proprio nel rispetto di un'ordinanza severa ma necessaria, con la quale annuncia che non saranno più raccolti i rifiuti indifferenziati, è intervenuto l'arcivescovo metropolita di Catania. Monsignor Luigi Renna lancia infatti un importante appello perché davanti all'emergenza rifiuti scatti un impegno corale fra istituzioni, famiglie, giovani, fedeli di tutte le confessioni, perché, ha aggiunto, la città di Sant'Agata non venga deturpata dalla sporcizia, sommersa dai rifiuti e ferita da emergenze sanitarie. E adesso una cartolina diversa dell'estate, quella non legata all'emergenza, ma legata certamente al grande caldo, piuttosto regolare in estate, anche se le temperature sono state al di sopra delle medie stagionali. Abbiamo in pratica l'estate e il caldo addosso, con uno sguardo dritto dritto al mare per fronteggiare la calura. Sentiamo Tonino De Mana. È un'Italia spaccata in due, vento e grandine al nord, gran caldo al sud, con il termometro ben oltre i 35 gradi, assaggio di un inizio di settimana ancora più torrido, con picchi di 40 gradi nel Siracusano. Domenica da bollino arancione per Palermo, Messina e Catania, ad Aci Castello il sole picchia di buon mattino, l'unico rimedio è immergersi nelle splendide acque dello Ionio. Abbiamo la fortuna qua di poter nuotare tutto l'anno. Per chi poi tra l'altro nuota lo fa in modo agonistico, ma anche per chi non lo fa, diciamo che è una risorsa infinita il mare. Fare un bagno con il ghiaccio di dentro. C'è chi invece si gode la brezza marina da un punto di osservazione privilegiato. Qui la panchina non è quella azzurra, traballante di Spalletti dopo il flop con la Svizzera, ma colorata e con vista mozzafiato. Abbiamo il castello Normanno a destra e l'arcipelago dei Ciclopi a sinistra. Meglio di così, poi qua è più ventilato pure. bello e troppo poco, meraviglioso. C'è chi scende a mare e chi risale. Per tutti tra Aci Castello ed Aci Trezza c'è una gradita sorpresa. Della realizzazione del percorso di nuoto in acque libere in uno dei posti più belli secondo me al mondo, che qui due poliziotti che saranno con un acqua scooter a controllare appunto questo percorso, perché è un percorso che deve essere fatto in assoluta sicurezza. A motivare la rivoluzione swim è una castellese degli irriducibili. Nasce da un gruppo di nuotatori che nuotano qui estate e inverno. Avendo osservato un po' la situazione abbiamo chiesto di nuotare in sicurezza. Le boe gialle delimitano la corsia protetta per nuotatori ed appassionati di sport acquatici, per una pista nuotabile che consente di vivere un'esperienza unica tra i millenari faraglioni. E dunque, se il mare è di certo un refrigerio molto importante, non basta, bisogna avere altri alleati nell'alimentazione durante l'estate. In cima frutta, verdura, tanta acqua, ma a spiegarci meglio una dieta corretta e utile per stare bene è la nutrizionista al nostro microfono. Sentiamo Francesco Aloi. La prova costume è importante. Estate è sinonimo di sole, mare, vacanze e buona dieta. Sì, la dieta. Un po' di attività fisica, rimanere idratati e andare a mare, che va bene. Ma la dieta? Alimentazione, la giusta alimentazione, senza esagerare. E cosa si mangia? Tutto, non ci sono restrizioni, però nelle giuste quantità. E così c'è anche chi potenzia lo sport con una corsa o una pedalata. Ognuno prova a fare il massimo per presentarsi al mare in piena forma, però tutto dipende da quello che si mette in tavola. Con le alte temperature si tende a mangiare di meno, ma non dovremmo farlo, dobbiamo piuttosto scegliere gli alimenti giusti. Il più importante, ricordiamolo sempre, è l'acqua, almeno 2 litri al giorno. Acqua che naturalmente si trova anche nella frutta e verdura. Assieme alle fibre utili al nostro intestino, inseriscono nel nostro organismo una quantità importantissima di vitamine, sali minerali e antiossidanti. E al mercato che c'è un tripudio di colori tipici dell'estate, ciliegie, pesche e tanto altro. In estate cosa si vende di più?
Tutta frutta. E allora, il binomio perfetto qual è? Un bel bicchiere d'acqua prima di iniziare il pasto e una bella porzione di verdura colorata. Quindi se volete restare in grande forma c'è solo un'alternativa: rinunciare alle grandi abbuffate, resistendo alle tentazioni e mangiando bene. Provateci. Adesso vi mostriamo le immagini spettacolari dell'attività stromboliana, la voragine 1 dei crateri sommitali dell'Etna, che da 2 settimane propone esplosioni di lava e fontane. L'Istituto di Geofisica e Vulcanologia segnala anche l'emissione di una colata lavica intracraterica che fluisce all'interno del cratere Boccanuova. Il tremore vulcanico mantiene valori medio-alti. Per quanto riguarda le deformazioni del suolo, non si segnalano però delle variazioni significative. Funerali simbolici oggi pomeriggio al lago di Pergusa, accanto all'autodromo, con i manifesti segnati a lutto, come vedete, per commemorare la morte di un lago. L'iniziativa è stata dei Giovani Democratici di Enna. Il lago di Pergusa non esiste più. È uno dei più grandi disastri ambientali degli ultimi anni. Hanno denunciato il cambiamento climatico e la siccità che hanno colpito la Sicilia. Hanno dato il colpo di grazia all'unico lago naturale dell'isola. Si poteva intervenire, aggiungono, ma è mancata la volontà politica. È stata questa appunto la loro accusa. Sono stati 2 fratelli medici che normalmente festeggiano il compleanno con eventi esclusivi ad organizzare il party non autorizzato sull'isolotto di Isola delle Femmine, che è proprietà privata e area marina protetta. Le forze di polizia hanno bloccato l'evento, lo hanno accertato i finanzieri del reparto operativo navale della Sicilia, che stanno conducendo le indagini. Sono stati identificati un'ottantina di partecipanti che sono arrivati sull'isolotto a bordo di gommoni. Pare che sia stata fatta una comunicazione sulla festa organizzata, ma la direzione della riserva non aveva avuto alcun avvertimento. Europei da dimenticare per la nazionale di calcio italiana, tutti delusi, qualcuno dice cambiate mestiere. Siamo andati a Siracusa a sentire che cosa ne pensano. Francesco Aloi. Le notti magiche di Euro 2020 sembrano lontane anni luce. 4 anni dopo, l'Italia campione d'Europa si ferma agli ottavi. Pessima, senza formazione, senza squadra, voglia di giocare né niente. Delusione totale. Ma di chi è la colpa secondo lei? Di tutti. Allucinante. Vabbè, lo sapevo che finiva così. È da cambiare tutto, da sostituire tutti e poi mandare certi giocatori a lavorare la terra. Ma secondo lei c'è stato un migliore in campo? Donnarumma. Una delusione totale, perché secondo me c'è da prenderli, non voglio essere volgare, ma cambiare squadra totalmente, che non sono cose di giocare. Per le feste in piazza e di caroselli bisognerà aspettare il 2026, quando si giocheranno i mondiali. Chissà, in quel caso, cosa farà l'Italia e soprattutto se si qualificherà. Intanto sui social sta girando questa foto. Ogni commento sarebbe superfluo. Da domani e per 25 giorni verrà chiusa nelle ore notturne l'autostrada A20 fra Rometta e Messina Boccetta, prevista una viabilità alternativa. Francesco Triolo. Saranno 25 giorni di disagi. Da domani scatta l'ordinanza con cui viene chiuso il tratto di autostrada 20 da Rometta a Messina. Dobbiamo intervenire principalmente nella galleria Telegrafo, per cui è previsto dal 1 al 25, ma confidiamo di finire prima questi lavori, la chiusura totale della galleria nelle ore notturne, ovvero dalle 22 alle 6, tranne la domenica. La via alternativa è quella della strada statale 113 con appesantimento della viabilità locale. L'uscita obbligatoria sarà a Rometta, ma non per i mezzi pesanti diretti per esempio agli imbarchi dalla fascia tirrenica, che di notte dovranno raggiungere Buonfornello e poi fare la A19 e quindi la A18, oltre 300 km in più. Intanto si continua a parlare del viadotto Ritiro, sono in corso le prime prove di carico. I risultati saranno consegnati al direttore dei lavori e al collaudatore, che dovranno certificarli. L'obiettivo è aprire il viadotto entro fine mese. Adesso ci fermiamo, torneremo in studio con la storia di Speranza, una bimba per la quale la speranza è data dalla ricerca contro appunto l'atrofia muscolare spinale. A tra poco.
Una storia di speranza, proprio dal nome della bimba affetta da atrofia muscolare spinale che al Policlinico di Messina è stata trattata con una terapia innovativa ad appena 27 giorni dalla sua nascita. Francesco Triolo. Si chiama Speranza, come la storia che vuole scrivere. È la prima bimba asintomatica in Sicilia ad essere trattata a 27 giorni con terapia genica per SMA, l'atrofia muscolare spinale. Una storia che arriva dal Policlinico di Messina, dove la bimba di origini palermitane viene seguita dalle professoresse Sonia Messina ed Eloisa Gitto, responsabili dei reparti di malattie neurodegenerative e TIN, attraverso la terapia genica, ovvero un approccio innovativo che la aiuterà a non sviluppare i sintomi di una malattia che avrebbe altrimenti limitato in maniera grave le sue abilità motorie e respiratorie, la capacità di deglutire, con una drastica riduzione della sua aspettativa di vita. Questa è una malattia molto grave e purtroppo prima di queste terapie portava al decesso entro l'anno di vita, e invece grazie a queste terapie questi bambini hanno un'aspettativa di vita sovrapponibile ai bimbi sani. Una storia particolare fatta anche di sinergie virtuose tra realtà ospedaliere e professionisti scrupolosi dopo la prima diagnosi al Policlinico di Palermo, prima del trasferimento a Messina. Pur essendo la piccola asintomatica, la diagnosi precoce genetica in questo caso è stata fatta pochi giorni dopo la nascita per la presenza della malattia nel fratellino di 2 anni, che ha potuto beneficiare della terapia genica ma solo a 11 mesi. Quindi ancora una volta è urgente, importante, fondamentale che anche la Sicilia, come la quasi totalità delle regioni italiane, dia inizio allo screening neonatale. Screening che si fa nei primissimi giorni di vita e quindi permette una terapia immediata. Tutti in pista ieri sera a Catania, sotto il Castello Ursino, nella piazza appena pedonalizzata, per una festa in musica per ricordare la Catania degli anni d'oro. Luca Ciliberti. Gli anni dei pomeriggi giovani. La musica degli anni d'oro della discoteca, la piazza gremita e l'atmosfera della festa. Piazza Federico di Svevi a Catania per una sera rinverdito i fasti del pomeriggio giovani di Catania, una moda che faceva parte dello stile di vita dei ragazzi che frequentavano i locali solo nel pomeriggio del fine settimana per poi rituffarsi nello studio, nello sport e sui libri. Un evento gratuito organizzato dall'amministrazione comunale al Castello Ursino dopo la pedonalizzazione per riappropriarsi degli spazi pubblici del centro storico e restituirli alla città. Non è stato un ritorno al passato o un ritorno di nostalgici di una città che non esiste più, ma una serata di puro divertimento accompagnata dalle note delle 8 coppie di disc jockey che si sono alternate in console e che hanno segnato diverse generazioni di giovani, oggi adulti e professionisti, che guardano a quegli anni come un periodo di grande effervescenza in una Catania propositiva che emergeva anche sul piano nazionale. E tra i ballerini d'eccezione, in prima fila, anche il sindaco di Catania Enrico Trantino, che quegli anni li ha vissuti in prima persona. In piazza oltre 2000 persone che hanno ballato a ritmo di rock, funky, dance e musica italiana con momenti di assoluto coinvolgimento. Le foto, i reel e le storie sui social hanno contribuito al successo dell'iniziativa, che oggi in molti chiedono di replicare. Ci fermiamo ancora, una brevissima pausa e poi torniamo per parlare di calcio. Domani scatta ufficialmente il calciomercato, a tra poco. Ed eccoci al calcio. Da domani scatta ufficialmente l'avvio del calciomercato, ma le società isolane sono già al lavoro da tempo. Sentiamo Marco Carli. Tutti pronti al via ufficiale del calciomercato, ma le dirigenze sono al lavoro già da tempo e qualche squadra ha già ufficializzato, definito i primi colpi. In Serie B, a Palermo, il primo rinforzo in arrivo è quello del difensore Nicolau dallo Spezia. La trattativa sarà definita nella prossima settimana. Ai liguri dovrebbero andare Soleri e Aurelio. L'altro colpo in arrivo è a centrocampo. Ritorna in tal senso il nome di Mazzitelli del Frosinone. Andando in C, ecco il Catania che ha già messo a segno 2 importanti trattative. Dopo Carpani è stato il turno di Adamovic,
Samonis. Anche in questo caso il club ha scelto i profili social per far ammirare e conoscere le prerogative dell'estremo difensore lituano classe 1997. Biennale per lui con opzione per il terzo anno. Con il Perugia nel torneo appena concluso ha collezionato 36 presenze mantenendo la porta inviolata in 15 occasioni. È solo l'inizio di una vera rivoluzione con tanti nomi in arrivo e con D'Andrea del Cirignola vicino alla chiusura. Una squadra che non perde tempo è anche il Trapani di Antonini che già si segnala fra le società più attive. Dopo Fall, Udo e Seculin, pronto a sbarcare in Granata l'attaccante Mamadou Kanouté, ultima stagione al Taranto, 13 gol e 3 assist per il senegalese. In arrivo ci sarebbero anche l'esterno sinistro Martina, ex Ancona e il mediano Carraro della Feralpi Salò. Quasi definito il passaggio in Granata del difensore Benassai della Lucchese. Nel Messina continuano a tenere banco soprattutto le vicende societarie. Entro metà settimana il presidente Sciotto potrebbe chiudere la trattativa per la cessione delle quote di maggioranza ad un gruppo anglo-americano che opera nella New Economy. Sciotto rimarrebbe all'interno del club con quote di minoranza fino a quando non si dipanerà la questione societaria. Tutto fermo sul fronte mercato. Il telegiornale finisce qui. A tutti voi grazie per averci seguito. Buona serata.